primo Focus TG dell'anno, il 2020, naturalmente arriva con gli auguri da parte nostra e della redazione, dei tecnici, di tutta l'amministrazione, insomma della TV che entra in casa vostra tutti i giorni, oltre ai miei personali naturalmente. Tantissimi auguri per un anno soprattutto sereno e costruttivo. Che anno è stato quello precedente, che naturalmente lascia i suoi mattoni per la costruzione di quello nuovo? Lo vediamo nel Veneto, sono state tante storie, è stato un anno della non autonomia ancora purtroppo, ma di molte altre storie. Facevo un calcolo molto veloce, le 6 redazioni che vi raccontano ogni giorno il Veneto da Media Nord-Est producono almeno 60-70 servizi al giorno, stiamo parlando insomma di oltre 21.000 servizi che vengono fatti ogni anno, 21.000 storie che entrano nelle vostre case e vi raccontano il Veneto in tutte le sue sfaccettature. Per quello qui ce ne sono solo alcuni importanti, molti altri non ci sono alcuni ricordi, alcuni mattoni per costruire meglio il prossimo anno. La demolizione della prima palazzina del complesso Serenissima di Vianelli. Le vedete le ruspe alle mie spalle al lavoro per demolire il complesso Serenissima di Vianelli, una giornata storica per Padova e per il quartiere, esattamente 13 anni dopo quel luglio del 2006 quando esplose la guerriglia urbana proprio all'interno di questi condomini. Oggi le ruspe e un nuovo inizio, qui sorgerà la nuova questura. Un sogno che diventa realtà, il complesso Serenissima cade sotto i primi colpi di ruspa, è il D-Day di Vianelli, il giorno della demolizione delle palazzine ghetto, per anni quartier generale degli spacciatori. Una pagina che la città di Padova vuole cancellare, trasformando questo luogo di degrado nella nuova casa della questura. Qui arrivavano all'alba le volanti per i blitz antidroga, tra qualche anno da qui partiranno per presidiare il territorio. Per la città una giornata storica. Non è un merito di un sindaco, questo è il merito di tanti sindaci, da Zanonato, Giustina Destro, di tanti questori, di tanti prefetti. Siamo riusciti a fare un'operazione molto positiva. Per questa giornata storica è arrivato in città insieme al sindaco Giordani anche il vice ministro dell'interno che ha confermato l'invio di nuovi agenti per la questura che diventa di primo livello. I tempi sono imminenti, si è deciso. La questura di Padova è stata promossa, entra in prima fascia, il che vuol dire che a regime avrà 101 agenti in più. E mentre la ruspa sotto gli occhi vigili degli operai continua a squarciare la prima palazzina, i residenti stappano le bottiglie di spumante e brindano. Guardate lì nel frattempo come un applauso. Il cantiere, aperto a fine settembre, sta procedendo a pieno regime. Ad ottobre l'abbattimento dei garage e la lunga e difficile operazione di sgombero degli appartamenti ancora stipati di mobili. La rimozione dell'amianto e ora la fase finale. La demolizione dovrebbe concludersi entro febbraio. Soddisfatto l'assessore Michalizzi che ha avuto il compito non semplice di chiudere l'ardua pratica degli espropri. Vianelli quando è stata chiusa, vi ricordate, con i New Jersey, sembrava Belfast, un quartiere che era chiuso all'interno del proprio quartiere. Mi viene in mente la speranza di tante persone, le tante campagne elettorali fatte con la gente che ci chiedeva ma questa volta ce la buttate giù Vianelli. Ora il quartiere è pronto a risorgere. Un altro colpo alle infiltrazioni nella nostra regione. I carabinieri di Padova e i finanzieri del Comando Provinciale di Venezia, coordinati dalla Procura Distrettuale Antimafia di Venezia, hanno eseguito 33 ordinanze di custodia cautelare nel clan calabrese dei Cutresi contro un'organizzazione di matrice 'ndranghetista che operava in Veneto. L'indagine è iniziata da una serie di tentativi che sono stati perpetrati nei confronti di imprenditori, soprattutto con minacce, anzi con delle maltrattamenti sia di mariti e mogli che erano amministratori delegati e che effettivamente poi venivano colpiti, venivano assoggettati a quella che era la violenza da parte di questa diramazione del Grande Aracri. Complessivamente sono 14 persone arrestate,
con ordine di custodia cautelare, 13 agli arresti domiciliari e poi altre misure differenziate fra l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo chiaramente viene interdetta l'attività imprenditoriale per altre 6 persone. Eseguite una cinquantina di perquisizioni, fra Treviso 2 le persone coinvolte tra arresti e provvedimenti, così a Vicenza una decina a Padova, poi Belluno, Rovigo, Reggio Emilia, Parma, Milano e Crotone. 6 le persone coinvolte nel veneziano tra arresti e provvedimenti. Le accuse sono di associazione per delinquere di stampo mafioso, articolo 416 bis, estorsione, violenza, usura, sequestro di persona, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. I membri di spicco del clan sono Nicolino Grande e Aracri, arrestato con dote di crimine internazionale ricevuta da Antonio Pelle, referente per il Crotonese, succeduto ad Antonio Ciampà, nonché capo crimine della Calabria centro-settentrionale. Durante l'operazione Camaleonte sono stati eseguiti anche numerosi sequestri per un valore complessivo di 20 milioni di euro. In gran parte c'era un uso strumentale delle imprese, perché le imprese appunto venivano utilizzate per far convogliare del denaro frutto delle attività illecite commesse sul territorio, farlo emergere attraverso delle condotte di riciclaggio. L'obiettivo della criminalità organizzata era riciclare denaro e acquisire capacità di ricchezza. Alcune attività sono state aggredite fisicamente. Si indaga anche su un sequestro di persona. È la, diciamo così, continuazione di quelle che noi intendiamo essere poi le estorsioni, quindi ti portano via dalle aziende, ti fanno vedere che effettivamente non ritorni a casa e che allo stesso tempo, se non paghi i tassi su RAI, anche non rimetti quelli che sono i denari che realmente ti hanno prestato, a quel punto non ritorni a casa. Milano Cortina. È fatta. Il voto di Losanna apre ufficialmente il sogno di Cortina Milano. Vince il dossier migliore, vince la sostenibilità, vince l'appoggio della gente e vince una candidatura che pone l'accento sulla sua multiforme offerta. Alle 18 l'annuncio atteso da oltre un anno, il percorso iniziato con quella che sembrava un'impresa impossibile, almeno all'inizio. In mattinata c'era stata la presentazione tecnica a porte chiuse, poi alle 13.50 voci, parole e immagini della delegazione svedese, per poi cedere il passo all'Italia. Da Antonio Rossi a Diana Bianchedi, tanti campioni dei 5 cerchi, sul palco il duetto Zaia Sala. Il governatore del Veneto e il sindaco di Milano fianco a fianco spiegano in inglese. Abbiamo preparato giochi sostenibili sul piano ambientale. 20.000 volontari sono già pronti in nessuna città e il nostro stesso consenso popolare. Sarà un enorme privilegio poter rappresentare al mondo un patrimonio dell'UNESCO come le Dolomiti. I giochi grande occasione che daranno opportunità al nostro territorio. E poi il Premier Conte che sottolinea: il nostro progetto ha l'ambizione di dar vita a un'Olimpiade che coniughi sport, storia, cultura e innovazione, in coerenza con i valori che ispirano la Carta Olimpica. Sono gli stessi valori che vorremmo continuare a insegnare alle generazioni più giovani, coinvolgendo le istituzioni scolastiche in un programma nazionale di formazione che educhi ai principi come il rispetto dell'altro, la solidarietà, la correttezza, la responsabilità. Ciliegina sulla torta il videomessaggio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che dice: in un teatro alpino di straordinaria bellezza, l'Italia, con la sua antica tradizione di ospitalità, è pronta ad accogliervi. Un grande entusiasmo farà sentire a casa propria tutti gli atleti e gli spettatori che interverranno, confermando lo sport come veicolo di amicizia, di pace e di fratellanza tra i popoli. Intanto scorrono le immagini di una candidatura che non ha eguali e che alla fine convince i membri del CIO. Da Losanna il verdetto fa scrivere una nuova pagina di storia. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti sull'incidente che ha coinvolto una nave da crociera nel canale della Giudecca. In Procura si sta inoltre valutando se procedere per il reato di inosservanza delle norme sulla sicurezza previsto dal codice di navigazione.
La nave non è stata posta sotto sequestro, lo sono invece i sistemi di movimento, motorini, timone e soprattutto la scatola nera dal cui esame potrebbe stabilirsi la causa dell'incidente. Il giorno dopo un disastro solamente sfiorato, a San Basilio è rimasto il battello Gran Turismo che porta ben visibili i segni dello scontro con un colosso da 65.000 tonnellate di stazza. Alle mie spalle la banchina del terminal di San Basilio, ancora duramente provata nonostante si tratti di una banchina molto resistente in cemento armato dallo scontro che c'è stato. Io vorrei farvi capire più o meno dove ci troviamo in questo momento a Venezia. Quello che vedete è il canale della Giudecca. È un lungo canale che poi finisce, tra l'altro adesso durante le inquadrature vedete anche la chiesa del Redentore di Palladio del 1500 che finisce con il bacino di San Marco e sulla sinistra del vostro teleschermo ci sono le case della fondamenta di San Basilio e delle Zattere, per cui siamo proprio nel cuore di Venezia. Nei prossimi giorni verrà disposta la consulenza tecnica e se vi saranno atti ripetibili vi saranno iscrizioni di indagati. Il procuratore di Venezia Bruno Cherchi ha anche chiarito che si potrà procedere con un eventuale fascicolo per lesioni riportate dai passeggeri del battello colpito dalla nave solo su querela di parte. Delle 4 turiste ferite, 2 sono ancora ricoverate all'ospedale civile, una 66enne australiana con un trauma toracico dorsale ed una 71enne neozelandese con un trauma alla spalla che dovrà essere operato. Nessuna sporto denuncia. Un esposto in procura per accertare le responsabilità di quanto accaduto è stato invece annunciato dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Un giorno di tregua dopo la grande paura. A Pellestrina splende il sole, ma ovunque si guardi sono evidenti i segni dell'acqua alta che ha invaso case e negozi. L'acqua, come potete ben vedere, ha scavalcato il muretto, distruggendolo addirittura. Le pompe non hanno funzionato, è stata appunto una tragedia. Oggi è il giorno della conta dei danni. I cittadini cercano di recuperare quel poco che si è salvato. Adesso abbiamo tutto fuori là, buttato. Quindi l'acqua è rimasta fino a ieri sera? Fino a ieri sera. Vede anche qua, si vede ancora il segno dell'acqua. Fino a ieri l'acqua era. Sì, posso vedere. Sì, ieri alle 11. Ieri sera, è andata via ieri sera. E là dentro le credenze. Abbiamo perso tutto. Ora è fondamentale intervenire per evitare che si ripetano situazioni simili nei prossimi giorni quando è atteso un ulteriore peggioramento. Adesso però è arrivato il momento di fare in modo di far funzionare tutto, sia la parte idraulica, queste pompe devono funzionare perché è inammissibile che per 20 ore le persone devono stare sotto acqua per 20 ore addirittura. Questo non deve più succedere. È essenziale riparare quanto prima il muretto di protezione perché già domani e domenica potrebbe essere necessario che il muretto di protezione sia di nuovo agibile. Se così non sarà è importante che i mezzi di soccorso, i pompieri con le loro compitrovole stiano fermi in isola per qualche giorno. Abbiamo visto, questi sono alcuni dei mattoni che sono stati lasciati dal 2019 per la costruzione che sarà l'anno 2020 in Veneto, con tanti auspici, magari di vedere qualche passo in avanti reale, non solo quadro dell'autonomia, ma naturalmente un 2020 con il rinnovato augurio per tutti voi.